Palarex, la nuova veste del Palazzo del Turismo di Jesolo, il servizio. Il Palazzo del Turismo, adottato da un'importante azienda italiana, a più di 10 anni dalla sua apertura, l'imponente struttura polivalente di Piazza Brescia, gestita dalla Jesolo Turismo SpA, ha trovato un partner che consentirà di accedere a nuove risorse per aumentare servizi ed eventi. Si tratta dell'Arex Cucine. Ma sicuramente con il periodo economico che tutti conosciamo, trovare un'azienda che ha interesse ad investire nella nostra struttura, nel nostro palazzo, è una soddisfazione enorme, perché sta a dimostrare, uno, il buon lavoro che noi riusciamo e il buon rapporto che riusciamo a instaurare con i nostri partner, due, che questa importante azienda, leader nelle cucine, nell'arredamento, ha avuto e continua ad avere nella nostra città. Secondo l'accordo quadriennale sottoscritto, il Palazzo del Turismo assume la nuova denominazione di Pala-Arex, un'evoluzione di partnership già sperimentata con successo da altre importanti strutture italiane, come il Pala Trussardi di Milano o la più recente Zoppa Sarena di Conegliano. Un cambio storico per la struttura di Piazza Brescia dal sapore di grande città. Il lavoro fatto nel corso di questi anni, prima nell'affermare che il Palazzo del Turismo poteva essere la sede ideale per grandi eventi, vi ricordo i grandi concerti, il grande sport che ha ospitato questa struttura e qualche puntata di Miss Italia nel mondo, e poi riuscire a abbinare questa struttura con una grande azienda del nord-est come l'Arex, credo che sia la testimonianza di una crescita complessiva della PIL della località. Se un'azienda a livello internazionale come Arex ha voglia di investire qui, vuol dire che ci siamo riusciti. Il Pala Arex di Jesolo, situato in Piazza Brescia, è un grande centro polivalente dedicato a sport, spettacoli, congressi e fiere, un grande contenitore dedicato alle innumerevoli iniziative ospitate e promosse dalla città, un centro che fa parte di un territorio straordinariamente attivo, di un nord-est tanto vivo economicamente quanto ricco di storia e tradizioni. Che effetto le ha fatto arrivare a Jesolo e trovarsi la scritta Pala Arex? Mi ha fatto un effetto molto simpatico, diciamo, perché poi tra l'altro Jesolo è la città dove abbiamo passato la nostra gioventù e quindi ritornare in un revival e siamo rimasti molto molto contenti. Vedere poi questa imponenza non ci aspettavamo. Ecco, a Jesolo naturalmente sono contenti di trovare nuove risorse e un partner così importante, perché ovviamente al giorno d'oggi è difficile reperire delle risorse per mantenere sempre altissima l'eccellenza delle offerte per i turisti. Da parte vostra invece cosa significa investire a Jesolo? Investire a Jesolo, noi guardiamo la città è internazionale, quindi ha un pubblico molto vasto, quindi per noi che siamo un'azienda che anche noi puntiamo a questo, non a lavorare solo in Italia, ma estrapolare il nostro prodotto e portarlo nel mondo, questo è un trampolino di lancio ed è consono con la città stessa. Un rapporto proficuo dunque per entrambe le parti e che permetterà alla città di puntare sempre all'eccellenza anche per i grandi eventi.